parla? Bondi, sono stufo agro. E basta. Insomma, chiamo a nome di tutti gli italiani. Basta stalkerizzarci. Ma mi scusi, di cosa sta parlando? Lei viene proprio contattata da noi? Quasi tutti i dì, signorina. Questo è stalking, capisce? Sì, ho capito. Ma quando che Baby K canta, tu mi porti giù dove non si tocca. Stavo immaginando a cosa lo stava paragonando, proprio. Alla depressione, signorina. E allora magari uno si illude e è qualcuno che lo sta cercando, invece no, torna con noi altri. Cercheremo di evitare di farla contattare. Se no, vi denuncio per stalking. Va bene. Guarda che la faccio, I giga, ti do i minuti, ti do anche il cool. Ormai mi fate peccato. Sta attenta, se ti piace un ragazzo, no? Gli scrivi tutti i giorni, torna con me fino a domani, sono in promozione. Diventerebbe un stalker proprio. Hai capito? Come in amore, bisogna farsi desiderare, sparire per un po'. E allora a me viene la spizza. Lei dice la invogliano in questo Hai momento. capito? Io le ho messo il blocco. Quando vuole tornare sa dove trovarci. Se le arriva il messaggio di valutazione, mi auguro mi possa dare il massimo per la mia gentilezza e cortesia nei suoi confronti. Abbiamo appena risolto il problema che nessuno mi chiama più. Adesso mi chiama subito per... Dai un voto da 0 a 10. Ma non va... No! Quel voto non lo dà a Vodafone, lo sta dando a me. Ho capito tutto. Il massimo, cos'è il massimo che posso mettere? Il 10. Si può mettere anche lode. O 9 o 10. 10 e lode. Va bene, mi metta 9. No, 10 e lode. Se lei mette 10 e 9, vale 0 o 9 o 10. 10 e basta. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Adesso sì che mi sento libero. Leggi i messaggi. Hai un nuovo messaggio di Vodafone. Cogli l'occasione. Torna in Vodafone e avrai 30 giga. Ti aspettiamo nei nostri negozi. Vuoi rispondere? Sì. Che cosa vuoi scrivere? Cogli la mia grande occasione. Unlimited va in Stramone. Il testo dice: cogli la mia grande occasione, Unlimited va in Spagna, Mona. No, Siri, no. Va in Stramone. Va in Stramone. Oh! Va in Stramone. Va in Stramone. Va in Stramone. Via!